Il Museo di Storia Naturale di Venezia è da oggi il Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue. Scomparso nel gennaio del 2015, Giancarlo Ligabue non è stato solo un imprenditore veneziano di successo, ma anche e soprattutto un appassionato studioso di paleontologia ed un ricercatore che in 40 anni ha promosso oltre 130 spedizioni in diversi continenti, scoprendo 6 giacimenti di dinosauri, 5 di ominidi fossili, città sepolte, necropoli, centri megalitici, nuove specie di animali e impronte fossili. Come cittadino sono felice che la città ricordi uno dei suoi cittadini, una delle persone che ha operato qui a Venezia. Come rappresentante di un'istituzione che porta il suo nome, la Fondazione Giancarlo Ligabue, sono entusiasta del fatto che vengano riconosciuti 40 anni di impegno culturale in città e poi come figlio, e qui arriviamo alla sua domanda, non trovo le parole, entusiasta, orgoglioso, incredulo ancora. In un rapporto iniziato a metà anni 70, Giancarlo Ligabue ha donato a questo museo circa 2000 tra fossili e reperti etnografici, donazioni tra cui spicca un imponente Oranosaurus nigeriensis recuperato nelle sabbie del Sahara nigerino in una spedizione del 1973, l'unico scheletro di dinosauro pressoché completo in un museo italiano. Giancarlo Ligabue è stato un grandissimo imprenditore illuminato, un visionario, un grandissimo mecenate di Venezia e quindi noi oggi abbiamo voluto omaggiarlo proprio per quello che è stato. Evidenziare quello che Giancarlo Ligabue ha fatto per Venezia vuol dire anche mandare dei messaggi positivi soprattutto alle nuove generazioni. Particolarmente commosso e appassionato il ricordo di Giancarlo Ligabue e del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. L'intitolazione del museo è una decisione presa nei mesi scorsi dalla giunta comunale su sua richiesta e appoggiata dalla presidenza e dalla direzione della Fondazione Musei Civici di Venezia. E abbiamo fortemente voluto questa intitolazione e speriamo che nella nostra città ci siano altri imprenditori così illuminati con un'azienda che quest'anno compie 100 anni e oggi invece Giancarlo Ligabue era nato il 30 ottobre del 1931, quindi lo ricordiamo nel giorno del suo compleanno.